Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo dell'anima gemella, che è un mistero da scoprire, un amore senza fine. Perché? Perché molte volte noi ci domandiamo ma chi è questa anima gemella che dovrebbe unirci, completarci per poi raggiungere la Ketera. E quindi vediamo alcuni punti in cui potremo ritrovarci e capire che è questa persona che incontriamo in questa vita che è poi la nostra anima gemella. Però prima di iniziare a fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di Hildegard Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram, ricordandovi che in Telegram alle 20:30 ogni lunedì sera Hildegard e Marietto Veneziano tengono un percorso esoterico coadiuvati da Miras. Bene, parliamo un po' di questa potenziale anima gemella che noi dovremmo in teoria ricercare in tutte le incarnazioni, no? E quando incontriamo quest'anima gemella, la prima cosa che noi potremo vedere, oltre a un'attrazione fisica e mentale, vediamo subito che abbiamo anche un'attrazione spirituale. Quindi quest'anima sarà molto orientata anche allo spirito. Poi un altro punto importante è che ci farà vedere il mondo in modo diverso, proprio con nuovi pensieri, con nuovi goal, con nuove ambizioni, e sarà, come si suol dire, porterà proprio un miglioramento nella nostra vita, sia materiale che mentale, e arriverà proprio quando noi ne avremo necessità, sarà proprio, come si suol dire, la ciliegina sulla panna. Poi quando voi la incontrerete la sentirete già familiare, come già dal primo incontro avrete la sensazione molto probabilmente di averla già conosciuta, anche perché in altre ere, in altre vite, in altri momenti sicuramente avrà camminato assieme a voi. Quindi un altro punto importante in cui riuscirete a capire che la vostra anima gemella è lei, si completerà, farà un'unione della vostra energia maschile e femminile, quindi sarà proprio, vi sentirete dentro un complemento come yin e yang. Quindi quando guardi indietro nel vostro rapporto, noti che avrete avuto anche una evoluzione spirituale, quindi sentirete proprio che state crescendo e il vostro livello di emotività crescerà sempre di più ogni giorno, anche se magari siete da anni insieme oppure da mesi insieme, ogni giorno sarà sempre qualcosa di molto importante, qualcosa di unico, e vivrete una fortissima empatia molto forte. Ecco, questi sono proprio dei punti importanti che potrebbero esserci quando incominciate a o incontrare o a, come si suol dire, percepire che magari il vostro vicino, la vostra amica, il vostro compagno, cioè in teoria il compagno avreste già dovuto scoprirli da tempo, però questi sono i primi campanelli d'allarme per farvi capire che questa è la vostra anima gemella. Quindi, detto questo, cari amici, il vostro Marietto vi chiede, visto che la pillola è finita qui, vi chiede di iscrivervi al canale di Hildegard Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!